Il dialogo ecumenico tra cattolici e ortodossi nelle parole dell'arcivescovo di Mosca Paolo Pezzi. La Grecia, malgrado la crisi, continua a offrire ospitalità ai profughi dal Medio Oriente. La viticoltura e l'enologia fanno crescere la comunità italiana in Istria. A un secolo dalla morte, una mostra al Castello di Miramare a Trieste ricorda Francesco Giuseppe. La Filarmonica di Sarajevo, un simbolo della difficile rinascita culturale della Bosnia ed Erzegovina. L'attentato al mercatino di Natale di Berlino, l'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara hanno un comune denominatore: le guerre in Medio Oriente e Nord Africa, guerre che hanno prodotto solo caos e insicurezza. In Siria a vincere è stato Vladimir Putin, che ha saputo difendere il suo alleato, il dittatore Assad. L'Occidente ha perso perché invece di appoggiare i movimenti democratici ha preferito, secondo un vecchio schema coloniale scelto in questo caso da Washington e Parigi, fomentare una guerra di religione condotta per procura con i soldi sauditi e la logistica turca. La cancelliera Merkel, dopo il massacro di Berlino, giustamente ha invitato tutti a non farsi guidare dalla paura. Il terrorismo si sconfigge con la politica, affermando lo Stato di diritto. Serve coerenza nella difesa del diritto internazionale. Il tribunale dell'Aia sta per emettere la sentenza nel processo contro il generale Ratko Mladic, un criminale che in nome della nazione e della cristianità ha massacrato migliaia di musulmani in Bosnia. Una condanna giusta e esemplare potrebbe aiutare a togliere argomenti ai fanatici del terrorismo salafita. Con 4 diocesi, le più estese del mondo per dimensione territoriale, la Chiesa cattolica in Russia annovera quasi 800.000 fedeli con 300 parrocchie e circa 300 sacerdoti. Dopo decenni di reciproci sospetti e di incomprensioni, i rapporti con la Chiesa ortodossa russa oggi sono decisamente migliorati, soprattutto dopo il recente storico incontro a Cuba fra Papa Francesco e il patriarca Kirill. Monsignor Paolo Pezzi è l'arcivescovo cattolico di Mosca dal 2007. Direi che le relazioni tra Est e Ovest, tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa russa sono senz'altro migliorate proprio perché il patriarca e il Papa si sono incontrati. Su quali basi lei pensa si possa costruire un'alleanza, un'unione, operare insieme, per esempio in difesa dei cristiani minacciati un po' ovunque e nella fattispecie perseguitati spesso nel mondo arabo, in Medio Oriente? Penso innanzitutto avendo presente che si è testimoni di Cristo. Allora là dove i cristiani sono perseguitati possono essere sostenuti, e lo possiamo fare assieme, in quel che riguarda la loro testimonianza, non sostituirci a loro. Penso per esempio a iniziative che stiamo cercando di avviare per monitorare la situazione dei luoghi di culto e quindi per poter dare poi loro un aiuto. Penso per esempio alla possibilità di comunicare le testimonianze di questi cristiani ai nostri popoli in Russia e in Occidente. Un secondo campo di azione comune tra cattolici e ortodossi è ovviamente la difesa della famiglia minacciata sia a est che a ovest. In cosa potrebbe sostanziarsi? Ma innanzitutto va riaffermato il valore della famiglia. In secondo luogo, qui, almeno in Russia, abbiamo pensato di dare vita a delle iniziative per un aiuto pratico a vivere la famiglia come una bella avventura di vita. Una identità tra i valori, per esempio la libertà della persona, lei diceva la famiglia, potremmo anche aggiungere la convivenza umana. Ora, questi valori sono stati slegati dal cristianesimo, sono stati slegati da Cristo, quindi il contributo
che possiamo dare, per esempio dalla Russia, e mostrare come invece sia possibile viverli in una unità. Se l'austerity continua a condizionare la vita dei greci, la questione profughi sembra aver perso il carattere dell'emergenza e questo ammettono al Ministero delle Politiche sull'immigrazione grazie soprattutto all'accordo firmato 9 mesi fa tra Europa e Turchia. Le migliaia di persone che quotidianamente arrivavano via mare e via terra si sono ridotte, seppure il flusso ha subito delle impennate quasi sempre in coincidenza con le richieste di Ankara all'Unione. Oggi i dati forniti dallo stesso Ministero dicono che gli ospiti nelle strutture di accoglienza in tutta la Grecia sono poco più di 62.000. Ci troviamo ad Eleonas, all'estrema periferia ovest di Atene. Qui siamo davanti al campo profughi più grande della capitale greca. Attualmente ci sono 2.500 ospiti tra iracheni, iraniani e siriani. I bambini soprattutto ci guardano con curiosità, siamo una presenza inusuale. All'interno del campo ci sono regole da rispettare non solo per i profughi, anche per gli operatori, i volontari, i medici. Solo così, ci spiega la nostra guida, la quotidianità può essere affrontata e gestita il meglio possibile. Samir viene dall'Iraq, da 10 mesi è ospite del campo, vuole raggiungere ad ogni costo la Germania, lì ha gran parte della famiglia. Loro invece sono 2 coniugi iraniani, per il momento hanno chiesto asilo proprio in Grecia. Qui le persone sono gentili e disponibili, ci dicono, ma la loro vera meta è l'Inghilterra. Vogliamo andare a Londra, speriamo di trovare un lavoro vero. Veniamo dall'Iran, dove ci sono molti problemi con il governo, la situazione non è semplice, siamo dovuti fuggire per questioni di religione. Quella non era vita. Ora sappiamo di essere liberi. Vi trovate bene qui? Very good. La vita nel campo però non è così semplice. Gli adulti si armano di pazienza e aspettano che qualche cosa cambi. I bambini passano il loro tempo in giochi e attività seguiti dai volontari. Sono gli adolescenti a preoccupare di più, in quel tempo della vita in cui si vorrebbe agire, si vorrebbe vivere il più possibile, non certo tra dei container. Dimitri lo sa bene, molta parte della sua giornata la passa ad allenare la piccola squadra di calcio nel campo di Eleonas, come faceva fino a poco tempo fa nei villaggi SOS. Vorremmo essere aiutati dalle squadre di professionisti. Sarebbe bello se venissero a vedere come giocano questi ragazzi, a dargli un'opportunità. Questi ragazzi hanno un futuro come calciatori? Il calcio dà ai ragazzi un senso di gruppo, fa scaricare le tensioni. È importante farli sfogare in questo luogo chiuso del campo. Anche Dionisia è stata per molto tempo allenatrice di calcio nei villaggi SOS. Qual è la reazione di questi ragazzi, chiediamo, con una donna in panchina? È molto difficile per loro. Queste popolazioni non accettano di essere diretti da una donna, ma poi vedono il lavoro e l'aiuto che diamo e le cose cambiano. Adesso come va? Adesso mi accettano, mi rispettano e mi ascoltano. Adesso ascoltano di più lei di me. I pendii affacciati sull'Adriatico dell'Istria croata sono coltivati a ulivo e vite, simboli del Mediterraneo che su questa terra hanno le proprie declinazioni autoctone, relegate a uso e consumo pressoché familiare nell'epoca del socialismo reale, che attraverso il sistema cooperativistico spingeva la coltivazione delle varietà internazionali. Un quarto di secolo dopo la dissoluzione della Jugoslavia, la malvasia autoctona è ormai portabandiera della tavola istriana, con oltre 200 etichette, molte di queste appartenenti a famiglie della comunità italiana in Croazia. I primi a etichettare la malvasia 30 anni fa, i Ravalico a Verteneglio. Qua da noi facciamo la malvasia, il merlot, il cabernet sauvignon, chardonnay, vino grigio, moscato bianco. E dopo abbiamo ancora un'aggiunta, facciamo ancora un vino, un rosé del merlot, e quest'anno finalmente usciamo con il frizzantino.
Siamo basati proprio sui vini d'annata, vini freschi. La maggior parte di tutti i bianchi che facciamo, la concentrazione è sulla Malvasia, perché penso che il futuro nostro istriano quasi è proprio la Malvasia. Negli ultimi anni la Malvasia ha fatto grandi passi, cioè si è fatto dei grandi passi a partire dal vigneto, a partire con le dimezzazioni di quantità etero, con la lavorazione che si fa, e il pubblico dimostra veramente negli ultimi anni di riconoscere quanto vale la Malvasia istriana. Sempre a Verteneglio ci sono i fratelli Visintin che hanno portato la fama della viticoltura istriana ai massimi livelli, premiati da Decanter per il loro rosso Istrian, un nome con il quale Luciano ha tagliato la testa al toro alla diatriba europea tra Slovenia e Croazia se chiamarlo Terrano o Refosco. Per noi istriani è un vino tanto importante, solo il nome Refosco è il re dei rossi. Però ha delle caratteristiche che non l'hanno mai fatto come un vino importante, perché di solito più acido, fruttato, però questa acidità lo metteva sempre a parte dei vini mondiali come il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Riuscire a fare qualcosa dove nessuno prima di voi è stato capace è qualcosa di importantissimo. Allora siamo riusciti a fare del Refosco un vino morbido, fruttato e soprattutto capito da tutti, e avere ricevuto dal Decanter Best in Show per il monovitigno più importante del rosso, più importante del mondo, è qualcosa che non sono soldi da pagare. Luciano con la sorella Chetti, pure lei enologa e sommelier, hanno iniziato la loro nuova interpretazione del Refosco nel 2008, facendone un rosé da spumantizzare con il metodo classico. Nessuno credeva che è un Refosco, ma come questo colore? E poi, cosa è il più bello di tutto, che tutte le cantine dell'Istria, della Primorska ci copiarono, e adesso in Istria non abbiamo più un rosato che non si fa di uve autoctone. La Malvasia ovviamente rimane un must della cantina. È un vino molto particolare, è un vino da pasto, è un vino molto, diciamo, ampio, un vino lungo, è un vino che si presta bene, diciamo, a qualsiasi tipo di cibo. Noi in Istria beviamo Malvasia con tutto in pratica. Un secolo fa, il 21 novembre del 1916, all'età di 86 anni, moriva Francesco Giuseppe, il padre dei popoli dell'Austria e Ungheria, come recitava la retorica del tempo, un uomo che ha segnato un'epoca. Gianluca Volpi, che all'Università di Udine insegna storia dei paesi centroeuropei, sottolinea come il regno di Francesco Giuseppe si sia protratto per quasi 7 decenni, dalla grande rivoluzione del 1848 alla catastrofe della Prima Guerra Mondiale. Nel corso della sua carriera di imperatore ha anche trascorso un periodo in cui ha centrato il potere nelle sue mani, cioè 10 anni dal 1849 al 59. Poi ha adottato una politica costituzionale, una trasformazione costituzionale del suo impero. Francesco Giuseppe sopravvisse a molte tragedie: il suicidio del figlio Rodolfo a Meyerling, l'uccisione della moglie, l'imperatrice Elisabetta, l'attentato di Sarajevo dove fu ucciso l'erede al trono Francesco Ferdinando. Ma Francesco Giuseppe subì o volle la Prima Guerra Mondiale? Entrambe le cose. L'ha voluta nella misura in cui difficilmente un sovrano Asburgo avrebbe ceduto su una questione d'onore senza impugnare le armi, e in un certo senso l'assassinio di Francesco Ferdinando, benché non rappresentasse un reale pericolo per la continuità della monarchia, era un'offesa all'onore di tutta la monarchia e della casa regnante in particolare, da parte di un piccolo Stato nazionale piuttosto aggressivo. E quindi Francesco Giuseppe non avrebbe accettato una pace, secondo lui, ignominiosa.
A Trieste, nella splendida cornice del castello di Miramare, una mostra presenta i legami tra Francesco Giuseppe e la città giuliana e soprattutto il complesso rapporto che legava l'imperatore al fratello Massimiliano, il padrone di casa a Miramare, che, convinto da Napoleone III, si fece incoronare imperatore del Messico per poi finire giustiziato dai patrioti di Benito Juárez. Curatori della mostra sono Rossella Fabiani e Davide Spagnoletto. In questa mostra abbiamo cercato di mettere in evidenza alcuni aspetti meno ufficiali o almeno meno raccontati di Francesco Giuseppe e del suo rapporto con Massimiliano e il legame con la città. Sono rapporti molto diversi, documentati con altrettanti materiali diversi che arrivano dai quotidiani dell'epoca, da cui poi abbiamo estratto alcune interessanti informazioni e elementi vari che vanno da dipinti, da rilievi marmorei anche commemorativi e alcuni altri testi a stampa che ci raccontano una Trieste multiculturale, mitteleuropea e quindi un periodo molto pacifico ma anche di commerci e di un benessere diffuso in tutta la città. Testimonianza della fedeltà dei triestini alla casa Asburgo, un bassorilievo in marmo che rappresenta la visita dell'imperatore al fratello Massimiliano a Miramare dopo che questi aveva subito un trauma cranico cadendo da un calesse. Francesco Giuseppe arriva da Vienna in pochissimi giorni per trovare il fratello che è degente e in questo bassorilievo è raccontato questo commosso incontro, come dicono i giornali dell'epoca, tra i due imperiali asburgici. Francesco Giuseppe a Miramare, immagini e parole, rimarrà aperta fino al 5 marzo. L'Orchestra Filarmonica di Sarajevo è stata protagonista dell'8° appuntamento della stagione musicale Contrasti 2016, organizzata dalla Mitteleuropa Orchestra del Friuli Venezia Giulia. La direttrice della Filarmonica sarajevese, Samra Gulamovic, ha presentato al pubblico del Gustavo Modena di Palmanova il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in re minore, opera 15 di Brahms, con alla tastiera il celebre interprete croato Lovro Pogorelic. In generale oggi in Bosnia e Erzegovina la musica non gode di grande sostegno. Abbiamo molti problemi politici che condizionano il funzionamento delle istituzioni e la vita quotidiana e che naturalmente hanno effetti anche sulla situazione della cultura. In questo momento la cultura non è una priorità, ma allo stesso tempo posso dire che siamo sempre stati liberi di creare e sviluppare i nostri progetti per dimostrare l'importanza della presenza di un'orchestra di musica classica nel nostro paese. Il concerto è stato aperto dal poema sinfonico Probuđena Kasaba, la città risvegliata, di Avdo Smajlović, padre del famoso violoncellista di Sarajevo che nel 1992 aveva suonato tra le rovine della biblioteca distrutta per denunciare al mondo l'assedio della città e il tentativo di distruggerne il patrimonio storico e culturale. Probuđena Kasaba napisao je Avdo Smajlović. La città risvegliata è un'opera di Avdo Smajlović, un compositore della ex Jugoslavia bosniaco-erzegovese, nato nel cuore di Sarajevo, così come la sua opera. La città risvegliata è piena di temi musicali che vengono direttamente dalla nostra città e dal nostro paese. A oltre 20 anni da quei tragici eventi, la musica continua ad avere un ruolo fondamentale nel riallacciare i legami tra le persone. La musica unisce le persone. Nella nostra orchestra non suonano solo bosniaco-erzegovesi, ma anche musicisti dai paesi nostri vicini, dalla Macedonia, dall'Albania, come anche dagli Stati Uniti o dalla Polonia. La Filarmonica di Sarajevo riproduce il mondo intero in una piccola orchestra. Nell'orchestra, infatti, c'è anche un rappresentante dell'Italia, il giovane musicista novarese Mattia Bussi. Questa è la mia 6ª stagione, da settembre 2011 vivo a Sarajevo. E prima sono stato al Cairo, in Egitto, 2 anni, 2 stagioni, e poi ho trovato questo lavoro. È una grande esperienza lavorativa perché in Italia la concorrenza è molto alta, molto dura, per cui proviamo a trovare lavoro all'estero, molti di noi musicisti. La Mitteleuropa Orchestra del Friuli Venezia Giulia ha ricambiato la visita chiudendo il mese della cultura italiana in Bosnia e Erzegovina e presentando al Teatro Nazionale di Sarajevo alcune delle più famose musiche scritte per il cinema da Nino Rota, Ennio Morricone e Piero Piccioni.